Ma mi dicesse una cosa, ma che sei? Non è che lontano ci puoi suonare la macchina, giusto? No, no. Ecco l'indirizzo. Cavallo! No, Cavaliere! Cavaliere! Oh, cavaliere. 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 Gagagà! Ga, Gagagà! ga, Gaetà! No! no, Gaetano. Gaetano. Semmolone, che sono qua? Bravo. Il cavaliere Gaetano Semmolone. Piazza! Piazza. Indindì! Indindindindì! Indi. Indipendenza! Oh, Piazza Indipendenza, primo piano, bravo. nobile Nobile. Oh. e cavaliere. Ma quale cavaliere? Questo è un titolo che egli stesso si è dato. Marchesi, ma scusassi una cosa. Ma noi oggi, come vediamo? A Piero Nobi con una faremo la debolezza, Ma chi ci trasi? Io volevo dire come veniamo vestute. Potete mettervi i vostri abiti della festa. Vede Marchesino, noi non ci siamo capiti. Noi abbiamo Pasqua, Natale e Capodanno. Bene, ho capito. Domani vi farò avere i costumi della vostra misura. E chi andiamo a fare un bagno, da me che sei? Don Pasquale, non scherzate. Ma scusate, e poi arrivato là, che cosa dobbiamo dire? Questo lo saprete domani. Adesso fatemi andare che devo scrivere una lettera a Gemma per avvisarla di tutto. Don Pasquale, grazie a tutti voi per quello che state facendo. Scusate, Marchesi, quando vi dico una cosa, Parlate. questo signore, che dovrebbe essere vostro zio, il principe di Casador, non vi ha forse detto che tiene pure una moglie, la quale sarei io. La dissi va a puttare pure Ida, non pensate? Mi dispiace, cara mia. Saremmo in troppi. E poi lo sanno tutti. La principessa di Casador è gravemente ammalata. Malattia di petto. Ha più di un anno che non esce di casa. Hai sentito? Hai sentito? La principessa è gravemente ammalata, può essere che va a casa e ti la trova morta. Che fa, tu vuoi fare morta? Per favore, vada a rincia e comincia a cucinare, per favore, che già macchiano un pittetto, per favore. Don Pasquale, di nuovo, arrivederci. Carissimo Marchesino. Marchesi, mi raccomando, Romana, quando portate i costumi, giusto? Se ci avanza qualche magliana. Ci andiamo, fammi. Felice, basta, non mi più a fare sta vita, non ne posso più, pezzo pirizzo che pari, ronami tutto che mi spietta così me ne vai, non ti dai più una Ma faccia. quante volte ti ho detto che tu non devi dare voce? Ma la gente che ti sente da fuori che cosa può pensare? E poi che cos'è che ti devo dare? Un palazzo, un castello, un miseranelluzzo che manco valeva una lira? E quando vi servio per farmi mangiare, era misero. Dove? Quando si vuole bene a un uomo si fa chisto e avoto. Tu state zitta picchiate ti tengo qua, in capavucco stomaco. Ah, mia mi tieni qua. Statevi zitta perché va se no vi pigliate impolate. Moni, vedremo come si va, ma la fa piacere. Conce! Dai! Conce, ti ho detto 100 volte che quando ci sei in avanza, tu a chi non ci rispondi. Sì, e tu? Quando c'è l'uomo in avanti, a rispondere l'uomo. Aspetta, sentiamo, donna Lesella, che volesse morire quando queste parole. Ma il divino, vuoci uomo. Ma che mi dai essere? Fale, chi mi spotte e io vedo come voglio consumare, Fale, capisci, giusto? Perché che cosa ha detto? Fale, ha detto che io un sogno uomo. E ha ragione! Oh, come per ragione, Fale? Ha ragione, perché tu non sei un uomo! Arriva batte! Tu non sei un uomo, ti fare
queste cose, di consumare, si va. Ah, io, ma quando mai fa lei più bonini? Fale, lassami perché mi consumo. Ma quann'è che ti vuoi consumare? N'avevo tua marica che stura l'avesse pigliata a tembolata e pestata sotto i piedi! Accopisci sotto i piedi! Questa casa non si faccio che mangiare pane e veleno! Vabbè, casa mangia solo veleno, può capire? Oh. Ma... Ma oggi pomeriggio, quando andando via, ho dimenticato il cappello. Tenete, Don Giacchino, tenete. Grazie, arrivederci. Scusate ancora. Ma chi state facendo? No, non avevamo vedito e stavo facendo qualcos'altro. Volevo dirvi che io in questa casa non ci metto più piede. No!